Cari amici, notizia dell'ultima ora, sono tornata in TV con gli amici di Black and White TV. Voi vi chiederete cosa faccio a Peschiera del Garda alle 8 del mattino e con questo fantastico scenario alle mie spalle. Ebbene, inizia per me una nuova avventura, vi vorrei presentare la mia finestra sul Garda. Volete sapere che cos'è? Venite a scoprirlo! Con questo nuovo format vorrei portarvi a conoscere tutte le meraviglie del nostro lago di Garda. Come sapete, io sono di Lazzise e vorrei farvi conoscere il lago a 360 gradi. Peschiera del Garda offre un delizioso centro storico che si affaccia sulla bassa sponda del lago di Garda, a soli 25 km da Verona. Questa città, fondata dagli Scaligeri, non offre soltanto un bellissimo paesaggio, ma nasconde anche tesori e tradizioni locali. Chi visita per la prima volta Peschiera del Garda non può non notare la sua unicità. Peschiera è una città fortificata costruita all'interno di una rete di canali creati a scopo difensivo che confluiscono nel fiume Mincio. Monte Borghetto, o meglio conosciuto come Borghetto sul Mincio, non è altro che un pugno di case, un antico villaggio di mulini in completa simbiosi con il fiume, una piccolissima frazione di Valeggio sul Mincio. Pensate che Borghetto è considerato uno dei borghi più belli d'Italia. Grande ponte visconteo si può ammirare il Mincio, che qui si apre e si incanala in antichi bracci che convogliano l'acqua nelle grandi pale degli antichi mulini, ora trasformati in piccoli locali di accoglienza per i turisti. Direttamente dalla finestra sul fiume voglio parlarvi anche della tradizione culinaria che riguarda Valeggio sul Mincio, ovvero i famosissimi tortellini di Valeggio. Una leggenda narra che alla fine del 300 un soldato delle truppe viscontee si accampò nei pressi di Valeggio sul Mincio con il suo esercito ed è proprio lì che si innamorò della bellissima ninfa Silvia. Tra i due nacque subito un grande amore. Braccati dagli uomini che volevano catturarli, i due si rifugiarono nelle profondità del fiume Mincio e a loro inseguitori lasciarono un fazzoletto di seta dorato che annodarono come pegno del loro amore. Da allora tutte le ragazze del paese vollero inneggiare e ricordare questo amore preparando ad ogni festa del paese i famosi tortellini di Valeggio. Noi ci vediamo alla prossima puntata e mi raccomando, state con noi! Ciao!